Follino ormai si sta facendo conoscere un po' anche fuori dei confini italiani e proprio per ricordare e non dimenticare, oggi ho voluto che con me ci fosse il sindaco del Consiglio Comunale Ragazzi, perché dobbiamo tramandare a loro questa tradizione e che anche loro devono capire che bisogna ricordare cosa è stato il passato, quanti hanno dato la vita perché noi avessimo questa democrazia. Il vostro cimitero è un piccolo gioiello che tenete con cura. Sì, è un piccolo gioiello che ormai è conosciuto a livello internazionale grazie alla collaborazione degli alpini, degli artiglieri e soprattutto all'impegno che profonde sempre il loro presidente Marcello Tormasi. Ormai ha assunto una rilevanza importantissima non solo per noi ma anche per le altre nazionalità che hanno i loro caduti in questo cimitero. Já budu mluvit česky, pokud dovolíte. Ano, my jsme sem přijeli s delegací vlastně velikou, jednak z ambasády České republiky. Col suo permesso parlerò ceco. Noi siamo venuti qui con un'importante delegazione dell'ambasciata della Repubblica Ceca, dei rappresentanti del Ministero della Difesa della Repubblica Ceca, dei membri delle associazioni dei legionari cecoslovacchi e di molte persone del nostro paese che sono interessate alla storia della Prima Guerra Mondiale. Per noi è molto importante questo evento come un evento di riconciliazione che ci ammonisce a mantenere la pace in Europa. Come ho detto più volte, il motto che abbiamo dato al nostro comitato per la gestione del sacrario è: le bandiere dei caduti non hanno colori. Quindi per noi non c'è distinzione di nazionalità, non c'è distinzione di nessun genere, tutti i caduti sono i nostri caduti e spero che i caduti italiani in giro per il mondo abbiano lo stesso trattamento. Oggi qui è stata una cerimonia molto commovente e veramente che ha unito tante nazioni. Sì, siamo abbastanza soddisfatti di questo comune interesse a commemorare con spirito di pace e di amicizia. Oggi è qui, la sua presenza è molto significativa in questo luogo. Sì, e per tutti noi, sia voi italiani sia noi austriaci o della Repubblica Ceca, di essere qua per commemorare, come abbiamo già sentito, questi caduti della prima e anche delle altre guerre. È una necessità di fare queste cose. Austria e Italia adesso sono alleate, sono amiche per una pace, per un futuro migliore. Sì, fortunatamente erano anche i nostri nonni o bisnonni che hanno pochi mesi dopo la guerra hanno ritrovato di essere insieme, solo un insieme è il futuro. Noi dobbiamo dire grazie a loro.